Bene, siamo tornati in onda tramite una rete di un cellulare, ne avevo provato due, allora non ha funzionato. E quindi la prima pagina dell'Unione, IMUSU, come andiamo alla prima pagina della nuova. Ecco qua, la nuova, Henry, sulla temporata, l'Ancamatagai, l'intesa Tolle Salvini, chiesto lo stato d'emergenza. La macchina organizzativa ha funzionato, oggi è sopra l'uomo nei luoghi del nubifragio. Il poeta sommerso conta dei danni. Vitalis contro il governo, no all'isola Caienna. Nelle classi più che metal detector serve l'educazione al rispetto. Bene, poi questa la vignetta su adesso a carrela enanti, cioè chi su caschetto, sia su carro, sia su cavalieri, insomma, cioè, oramai non è fruso permesso a correre in berritta, ma tocca di correre in caschetto. Bene, andiamo da innanzi e entriamo su entro le Sol Giornales. Nasce il comitato Abaluchente, l'obiettivo è la nuova diga. Posada, il neonato gruppo, vuole promuovere anche dibattiti e ricerche. A Codala sul comitato Abba Nostra del Siniscola e come no, in Posada sul comitato Abaluchente. Si è costituito nei giorni scorsi il comitato Abaluchente che raccoglie allevatori, agricoltori, imprenditori, amministratori pubblici e cittadini e intende promuovere azioni di sostegno alla realizzazione della nuova diga di Abbaluchente, organizzando dibattiti, convegni, studi o semplici incontri al fine di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sull'importanza strategica di tale opera. Un'opera sulla cui opportunità ci sono pareri discordanti anche sulla base delle valutazioni che già in passato ne hanno bocciato l'iter. Anche se sarebbero necessari interventi urgenti sulle reti e sulle condotte che perdono quasi il 50% dell'acqua durante l'adduzione, il progetto della nuova diga resta l'obiettivo da raggiungere per garantire il contrasto alle crisi idriche, di fronte alle quali l'attuale diga di Maccheroni non può più reggere, spiega il referente del gruppo e consigliere provinciale Giorgio Fresu. Anche il sovranzo della stessa diga, spiega Fresu, il cui completamento dei lavori è previsto nel migliore delle ipotesi a fine 2027, non è più sufficiente ad assicurare l'apporto idrico negli anni a venire per usi domestici e agricoli, cioè quindi comitato pro suno e comitato pro su contro. Bene, andiamo da innanzi, strade provinciali, dopo l'allerta meteo, i sopralluoghi per la sicurezza. Cicolini, attivate tutte le squadre. Dorgali, domani sera nel piazzale della chiesa si ripete la tradizione del falò di Santo Giustiano. Mi pare che si usate solo in Durgali questa cosa, penso che Santo Giustiano sia Santo Bustiano. Tutto pronto in paese per il rito. I priori di quest'anno, Caterina e Salvatore Fancello. Luce verde per il fuoco di San Sebastiano si farà domani, venerdì 23, 23 gennaio, passato il ciclone Harry, non senza aver lasciato la lunga scia di danni e problemi anche a Dorgali e nel territorio. Ora arriva il via libera per l'accensione del fuoco di San Sebastiano. Fuoco che in condizioni normali viene fatto 3 giorni dopo quello in onore di San Antonio, il santo del fuoco, e che è già stato abbondantemente celebrato in tutte le sue modalità legate alla tradizione. Va bene. Il suo cupuro del Santo Bustiano, vabbè. Vai Kirka. Andiamo da innanzi, però mi manca un articolo. Come non è possibile? Un articolo su adesso crea del Santo e non veste. Boh. No, non è
partito. Dopo adesso vi tratta di numero 3. Va bene, arriviamo Luca, questo è classificato numero 3. Non. Allora lo clicchiamo.